Ciao da Nicoletta e oggi ti chiedo, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? A te la risposta, perché poi ti leggerò la nuova pillolina e ci sarà uno spunto di riflessione. Uno psicologo stava spiegando come gestire meglio lo stress. Sollevò un bicchiere d'acqua e il pubblico pensò che avrebbe posto la seguente domanda, quella che ti ho appena fatto io: è mezzo pieno o mezzo vuoto? In realtà lo psicologo, parlando dello stress, fece qualcosa di diverso. Domandò: quanto credete che pesi questo bicchiere d'acqua? Lo chiedo a te, quanto credi che pesi questo bicchiere? Le risposte variarono da 250 a 400 grammi. Il peso assoluto non conta, disse lo psicologo, dipende dal tempo per cui lo reggo. Se lo sollevo per un minuto non è un problema, se lo sostengo per un'ora il braccio mi farà male, se lo tengo sollevato per tutto il giorno il braccio sarà intorpidito e paralizzato. In ogni caso il bicchiere non cambia, ma più a lungo lo sostengo più pesante diventa. E continuò con questa lezioncina. Gli stress e le preoccupazioni della vita sono come questo bicchiere d'acqua. Se ci pensi per un attimo non accade nulla, se ci pensi un po' più a lungo iniziano a fare male e se ci pensi tutto il giorno sarai paralizzato e incapace di fare qualcosa di nuovo, un passo oltre. E allora la mia domanda è: per quanto tempo reggi in mano il bicchiere? Per qualche giorno? Per qualche ora? Per anni? Per settimane? Ci sono persone che tengono il bicchiere delle preoccupazioni aperto, sollevato per anni e anni e poi si somatizza e poi c'è qualcosa che a livello proprio corporeo non funziona più, perché lo sai, ogni sintomo è un messaggio, il corpo comunica. Quando c'è qualcosa che non va sul corpo è perché probabilmente il bicchiere l'hai tenuto per troppi mesi, anni, settimane, vedi un po' tu, sollevato. E come puoi fare quel passo oltre? Senza però cancellare qualcosa di importante che c'è stato, perché magari quel qualcosa può esserci ancora. L'importante è avere l'intelligenza, l'umiltà, l'amore, ascoltare i sentimenti per fare un passo oltre e riprendere quel qualcosa in modo più forte, più vero e più reale. E quali sono le preoccupazioni che ha senso che vadano via? Le paure, il passato è passato. Impara dal passato. Ciao, ciao ciao, buon bicchiere, svuotalo, ciao!